Serve un'iniezione di liquidità per la IML di Casarza Ligure. Oggi sciopero per chiedere il pagamento delle mensilità arretrate. Sindacati e amministrazione chiedono un incontro alla Regione. Avviso meteo per disagio fisiologico dovuto al caldo e all'afa. È stato emesso dall'ARPAL della Regione Liguria per la giornata di domani, quando è atteso il picco delle temperature. Chiavari anticipa al 2019 alcune opere pubbliche previste per il 2020. Questa sera in consiglio le pratiche relative al parcheggio e all'ampliamento della strada di Caperana. È stato portato a compimento l'intervento di pulizia della statua del Cristo degli Abissi a Camogli, l'opera conservativa coordinata dalla sovrintendenza con l'aiuto delle forze dell'ordine. La 28ª sagra della Caponata a Rupinaro si conferma un momento di ritrovo e condivisione per la comunità chiavarese e non solo. Si consolida il connubio tra gli uomini del Ruinà e i giovani della parrocchia. La festa dell'olio e le note tra le note. A lei vi presenta i suoi 2 grandi appuntamenti estivi. Alcune novità quest'anno per quanto riguarda la rassegna olivicola. Calcio, la Virtus Entella, oggi nuovamente in campo per l'amichevole con la Lazio. La squadra biancoceleste rafforza l'organico e osserva il mercato per completare tutti i reparti. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura i temi del lavoro che ci portano a Casarza Ligure. Quest'oggi c'è stato uno sciopero di 2 ore e un'assemblea con l'azienda per quanto riguarda i 60 lavoratori della IML che da circa 2 mesi non ricevono lo stipendio. Sul tavolo la crisi di liquidità in cui versa l'azienda, ma anche la necessità di avere al più presto un confronto con la Regione. Ci sono state rassicurazioni? Beh, nostro malgrado dispiace, i lavoratori hanno dovuto fermarsi, la produzione va sempre avanti e quindi si stringono i denti, ormai però abbiamo bisogno appunto di rassicurazioni. L'azienda ci ha fatto un quadro che certamente non è dei migliori. È chiaro che abbiamo bisogno del pagamento almeno di una parte di stipendi e possibilmente, oltre alla chiarezza che questa mattina c'è stata, anche di una soluzione di prospettiva industriale ed economica. Comune, sindacati chiedono un incontro con la Regione a questo punto per mettere insieme le forze per trovare una soluzione. Chiediamo che l'assessore alle attività produttive, visto che è sua materia, a questo punto sia presente per cercare di trovare una soluzione insieme a noi e ovviamente sopperire al fatto che non possiamo pensare di perdere 60 lavoratori ulteriori su questo territorio, sarebbe un dramma sociale. Abbiamo richiesto un incontro come sindaco e come rappresentanti sindacali, le RSU anche di base, con Regione Liguria per intavolare un discorso con l'assessorato sia al lavoro che alle politiche del lavoro che allo sviluppo economico per verificare la possibilità di iniziare un tavolo concertativo per poi contattare anche l'azienda. L'azienda ci ha assicurato che comunque sta lavorando per provvedere al pagamento degli stipendi, il mercato è buono, il lavoro c'è, devono soltanto superare questo momento di difficoltà che però oggettivamente comporta per i lavoratori un grande disagio, perché non ottenere per 3 mesi lo stipendio è un problema grosso. Dal nostro punto di vista come Comune, oltre a fare questo e quindi organizzare l'incontro qui a Casarza, abbiamo attivato i servizi sociali per tutti quei casi che possono essere proprio anche particolari di assistenza diretta e ne abbiamo qualcheduno proprio lì all'interno dell'azienda per attivare quelli che sono invece gli strumenti che come Comune riusciamo a mettere in atto per dare un aiuto temporaneo. Da una parte preoccupazione sì per i lavoratori, gli stiamo vicini, dall'altra però anche fiducia ad un'azienda che per anni ha fatto veramente del bene al territorio ed è una realtà che secondo me non dobbiamo perdere, ma lavorando tutti insieme non la perderemo. Ora la cronaca, un incendio boschivo ha interessato oggi pomeriggio un'area nei pressi della statale del Bracco vicino al bivio per Masso. Circa 2000 metri quadrati di terreno sono stati interessati dalle fiamme. 3 squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono intervenuti intorno alle 15:30 per placare il rogo. Verso le 19 tutti i mezzi dei vigili del fuoco sono rientrati in centrale, lasciando i VAB di Sestri Levante il compito di bonificare l'area. Dai primi accertamenti non è stato rilevato alcun danno rilevante a persone o cose.
Un arresto per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è avvenuto nella mattinata ad Avegno in seguito ad una indagine dei carabinieri di Recco. La notizia la troviamo anche pubblicata sul nostro sito teleradiopace.com. In seguito appunto all'indagine i carabinieri di Recco hanno rilevato 65 piante di cannabis, 650 grammi di infiorescenze, 3 grider per la macinazione, un bong di vetro con residui di stupefacente e un bilancino di precisione in possesso di un 43enne residente ad Avegno. Gli agenti hanno sequestrato il tutto e associato l'uomo alle carceri di Marassi. Acquistava articoli su internet addebitandoli sulla carta di credito di un'altra persona che non era al corrente. Un 38enne genovese è stato denunciato per truffa dopo essere stato identificato dai carabinieri di Chiavari. Le indagini erano scattate in seguito alla denuncia sporta da un chiavarese di 43 anni che si era accorto delle spese sospette sulla propria carta. Il centro meteo ARPAL della Liguria ha emesso un avviso meteo per disagio fisiologico dovuto al caldo previsto per la giornata di domani. La situazione è dovuta alla persistenza di temperature superiori alla media del periodo con valori massimi che localmente supereranno i 35 gradi nelle vallate interne e nelle aree urbane, mentre lungo la costa sarà protagonista l'AFA. Sentiamo dal portavoce dell'ARPAL che cosa ci dobbiamo aspettare dunque per la giornata di domani e i giorni successivi. Che cosa dobbiamo attenderci? L'avviso meteo per domani è legato sia ai valori che verranno raggiunti, ci troveremo all'apice, al culmine di questa ondata di calore, ma anche per una persistenza, perché ormai da alcuni giorni vivremo una situazione appunto fatta di temperature molto elevate. Domani, giovedì 25, sulla costa si potranno anche localmente superare i 35 gradi, la sensazione di afa sarà persistente, mentre nelle valli interne avremo locali picchi intorno a 38 e 39 gradi. Poi venerdì ci sarà l'approssimarsi di una perturbazione che determinerà un parziale calo delle temperature, accompagnato tuttavia da valori di umidità in rialzo, quindi una situazione che andrà valutata anche domani. Al momento si tornerà a una situazione di moderato disagio fisiologico per caldo, quello che stiamo vivendo in queste ore, almeno fino al pomeriggio, più spiccato nelle zone urbane e nelle valli interne. Poi per il fine settimana è confermato al momento il transito di una perturbazione, le cui modalità e gli effetti del suo passaggio sulla nostra regione sono ancora tutti da valutare. Dunque un'ondata di caldo che si annuncia leggermente più breve rispetto a quella con cui avevamo inaugurato questo periodo estivo. Sì, diciamo che la caratteristica di questa ondata, per fortuna, è che è sicuramente più breve rispetto a quella che abbiamo vissuto a cavallo tra i mesi di giugno e di luglio. È chiaro che due ondate così importanti a distanza di un paio di settimane, 15-20 giorni, sono significative, sono importanti. Questa porta con sé tassi di umidità che si vanno alzando proprio sul finire dell'ondata, valori di temperatura sempre elevati. Vedremo quale sarà la modalità di calo delle temperature e soprattutto poi ci sarà anche da seguire l'eventuale passaggio perturbato del fine settimana. Il CIPE ha sbloccato 10 milioni di euro per interventi di prevenzione del rischio in caso di alluvioni e frane in Liguria. Nel dettaglio saranno destinati a 5 interventi i cui lavori potranno essere a bando entro i prossimi 5 mesi. Per lo scolmatore nel torrente Bisagno a Genova sono stati sbloccati 3 milioni di euro. Nel contesto di questo blocco di finanziamenti quasi 400.000 euro sono previsti per lavori di consolidamento a Prato sopra la Croce di Borzonasca. Con un finanziamento della compagnia San Paolo di 80.000 euro si potrà rendere nuovamente accessibile il parco del Flauto Magico in corso Rainusso a Santa Margherita Ligure, chiuso al pubblico dal 2012 e riaperto parzialmente nel 2015. L'area che ospita i lavori di Emanuele Luzzati potrà essere riqualificata. In particolare si punta al recupero di alcuni giochi, al ripristino dell'illuminazione degli arredi, dei vialetti e del verde pubblico. Sarà inoltre creato uno spazio dove poter svolgere l'attività ludico-culturali.
È duplice l'intervento di riqualificazione che l'amministrazione comunale di Chiavari intende realizzare in piazza Nostra Signora dell'Orto. Il primo riguarda la sistemazione estetica dell'area, ridisegnando la viabilità e risanando anche i giardini e il verde attigui. L'altra invece riguarda il sottosuolo, per il quale si rende necessaria la pulizia e il rifacimento dei canali di scolo delle acque bianche. Durante un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, il consigliere delegato al ciclo delle acque Paolo Garibaldi, insieme ai tecnici di IREN, avrebbe constatato la presenza di sottoservizi che interferiscono con i condotti e i cumuli di materiale sedimentato negli anni, con conseguenti blocchi e importanti occlusioni. Se il mezzo a risucchio non riuscirà a rimuovere tutto il sedimento, spiega Garibaldi, dovremo optare per la rottura della pavimentazione della piazza. In riferimento al progetto di restyling generale dell'area, l'amministrazione sta firmando a livello nazionale una convenzione con l'Ordine degli Architetti per gestire la gara di progettazione. Nel frattempo sono state inviate alla Soprintendenza ai Beni Culturali le schede tecniche per ricevere un parere preliminare entro i canonici 60 giorni. E per Chiavari oggi è giorno di consiglio comunale. Tra le pratiche che verranno analizzate, 9 in tutto e 11 le interpellanze, anche argomenti relativi all'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche. Sentiamo. L'amministrazione comunale di Chiavari intende aggiornare il piano delle opere pubbliche triennale anticipando al 2019 alcune opere previste per il 2020. Questo in ragione di maggiori risorse economiche a disposizione del comune. Un primo atteso intervento sarà all'interno del Parco Villa Rocca, dove è previsto il recupero del cosiddetto padiglione del tè. Questo è un intervento molto importante e abbiamo trovato le risorse, lo anticipiamo di un anno. Inoltre abbiamo implementato i 70.000 euro anche l'acquisizione del primo lotto della strada interpoderale di Caperana Alta. Sempre nel quartiere di Caperana sono previsti 2 cantieri che andranno a migliorare la viabilità e la possibilità di sosta per gli automobilisti. Il primo riguarda l'ampliamento del parcheggio a raso in prossimità del Bar Fox. Noi intendiamo tramite una permita ampliare e realizzare diverse decine di parcheggi pubblici gratuiti per il quartiere, ma anche l'acquisizione per allargare la strada, che in quel punto è molto stretta, di fronte alle caserme di Caperana. Intendiamo acquisire un tratto di quel terreno, realizzare parcheggi pubblici a raso gratuiti, allargare la strada, togliere i pericoli e realizzare un marciapiede. Infine l'amministrazione intende confermare l'uso pubblico di via privata Paganini. Su via privata Paganini ribadiamo l'interesse pubblico a questa via, che ricordiamo a tutti che è una via privata, il comune paga già la pubblica illuminazione, ma vi sono diversi contenziosi tra i proprietari della strada e tutti coloro che abitano, che hanno la proprietà all'interno di essa. E con questa delibera noi ribadiremo l'interesse pubblico di questa via. I consiglieri regionali Claudio Muzzo e Paolo Ardenti hanno presentato un'interrogazione nella quale chiedono alla Giunta regionale a che punto si trovi l'iter per l'attivazione del reparto a gestione infermieristica previsto dal piano sociosanitario nell'ospedale di Sestri Levante. Nell'ambito della riorganizzazione in atto nell'ASL 4, il reparto favorirebbe una migliore gestione del ricovero ospedaliero realizzando un modello intermedio e integrativo di cura precedente alle dimissioni del paziente dall'ospedale. È stato portato a termine nella mattinata di ieri l'intervento di manutenzione della statua del Cristo degli Abissi, ideato e coordinato dalla Sovrintendenza insieme ai Vigili del Fuoco che hanno messo a disposizione i mezzi tecnici. All'intervento hanno partecipato i nuclei somozzatori della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Marina Militare con il supporto della Guardia Costiera, Ufficio Locale Marittimo di Camogli. L'operazione di pulizia è stata effettuata con idropulitrice collegata ad un compressore che ha fatto saltare gli organismi di biologia marina senza andare ad intaccare il bronzo. La statua del Cristo degli Abissi è un punto notevole di importanza culturale e affettivo per tutto il comprensorio. Posta da Duilio Marcante su un fondale a 18 metri di profondità nella baia di San Fruttuoso di Camogli, rappresenta un tributo a tutte le vite perse in mare ed è un punto di immersione
che registra il maggior numero di visite in tutto il Mediterraneo. L'intervento ha visto la partecipazione di tutti i corpi di sommozzatori delle forze dell'ordine su diretto coinvolgimento da parte della sovrintendenza ed in particolare di Alessandra Cabella del Servizio Tecnico Archeologia Subacquea nel quadro delle esercitazioni di routine effettuate da tutti i soggetti coinvolti che per una volta si sono trovati a collaborare insieme non in situazioni di emergenza ma per la tutela di questo bene culturale che racchiude in sé un valore simbolico altissimo. C'è un legame speciale che unisce Riva Trigoso alla piccola località toscana di Farnocchia nel comune di Stazzema. Per ragioni storiche di lavoro le due comunità sono gemellate. Nei giorni scorsi una delegazione arivana si è recata a Farnocchia per festeggiare la Madonna del Carmine, una pagina di amicizia e speranza che dura da decenni. Una lunga storia di emigrazione e lavoro lega Riva Trigoso alla comunità di Farnocchia, frazione del comune di Stazzema, nel Lucchese. Ai lavori di costruzione della ferrovia nel tratto di Sestri Levante, infatti, contribuirono molti operai della località toscana, abili nel cavare la pietra, alcuni dei quali rimasero a vivere a Riva Trigoso. Il legame con quell'angolo di Versilia, però, è rimasto. Nei giorni scorsi, una delegazione del Circolo Sabino ha partecipato alla festa triennale di Nostra Signora del Carmine di Farnocchia. La grande croce rivana ha preceduto la statua della Vergine trasportata a spalla. Il 6 ottobre, festa della Madonna del Rosario, sarà la comunità di Farnocchia a recarsi a Riva Trigoso, nel segno di un gemellaggio che si consolida nel tempo. Con l'aiuto della comunità di Trigoso è stata una manifestazione bellissima, ci ha portato un tocco di sovrastruttura rispetto alle nostre possibilità. Pertanto ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti perché noi ci hanno fatto una bella sorpresa. Durante la festa sono stati appesi al campanile segmenti del tappeto della pace che da mesi viene confezionato raccogliendo i quadrati lavorati all'uncinetto, ai ferri o ricamati dalle donne del comune di Stazzema, della Versilia, ma anche dell'Italia e di altre nazioni. Il tappeto ha raggiunto 1 chilometro di lunghezza e sarà esposto il 12 agosto a Sant'Anna di Stazzema in occasione del 75esimo dell'eccidio. Un'opera fatta da tante mani, dunque, anche quelle di Riva Trigoso. La frazione di Sestri Levante ha contribuito grazie al circolo, alle donne della parrocchia di Pila e al gruppo Sferruzziamo Insieme di Casarza Ligure. Coinvolgendo veramente tantissime persone, tantissime donne, non solo donne ma anche gruppi di persone che fanno volontariato con persone disagiate, persone che hanno problemi, addirittura abbiamo ricevuto anche la collaborazione di un gruppo di carcerati di Pisa, quindi ci piace l'idea che facciamo parte di un qualcosa di più grande, è come una grande preghiera di comunità. Nel cammino in preparazione alla festa di San Giacomo, la cui memoria liturgica ricorre domani, la comunità parrocchiale di Rupinaro organizza 3 serate di sagra sul piazzale della chiesa. Elemento caratteristico della festa è il celebre piatto della capponnada. La festa non è solo un momento di convivialità, ma un'occasione di condivisione e fraternità resa possibile dal lavoro di tanti volontari della parrocchia. È il tempo della festa di San Giacomo, che sarà giovedì di questa settimana, e il trovarci prima ci ricorda anche le nostre radici, il senso dell'essere una comunità che porta il nome di un apostolo, quindi una presenza che ci rimanda direttamente al Signore e che ci fa vivere anche nel servizio e nella condivisione quelli che sono poi i valori cristiani della comunione, della comunità, del mettersi a servizio gli uni degli altri. Grande il successo di partecipazione alla 28esima edizione della Sagra di San Giacomo, che si è svolta in piazza Rupinaro a Chiavari. Un momento di condivisione reso possibile dal lavoro del gruppo Pino Solari e da tanti volontari di Rupinaro che si sono impegnati per 3 giorni nella preparazione. Allora, il grosso dei nostri volontari si occupa del servizio ai tavoli, poi abbiamo qualcuno di più specializzato che fa la preparazione del cibo o movimentazione tra qua e Casa Caritas delle capponate preparate. E poi abbiamo altri che preparano il cibo invece insieme al gruppo anziani. Io credo che, se possiamo chiamarlo segreto, è quello che la gente si trovi bene in compagnia, gustando dei piatti semplici ma molto gustosi e quindi in un ambiente amichevole e in armonia. Credo che questo sia un po' il segreto che la gente spinga a venire sempre di più alle nostre 3 serate.
Rimaniamo in qualche modo a tema. Una cena benefica per raccogliere fondi per l'acquisto di un'ambulanza è organizzata dalla Croce Verde per il 2 di agosto, venerdì 2 agosto, nell'area verde Sandro Pertini a Conscenti di Ne. Ad organizzarla appunto la pubblica assistenza che ha sede nel comune di Ne. Per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi al numero che vediamo in sovraimpressione 347 7270 420. Entra nel vivo la stagione estiva anche per il comune di Levi. Questa mattina sono stati presentati 2 eventi clou dell'estate. La 25esima edizione della Festa dell'Olio che si svolgerà dal 27 al 30 luglio al campo sportivo di San Bartolomeo e l'11esima edizione della rassegna Notti tra le note con 5 serate ad agosto. 2 grandi appuntamenti che abbracciano 2 aspetti diversi della tradizione e della cultura. Quello agricolo, con le 4 serate della Festa dell'Olio, quello musicale e artistico, con gli appuntamenti del Notti tra le note, che vedrà concerti sui sagrati delle chiese e presso la torre medievale. La rassegna olivicola presenta quest'anno alcune novità, con 4 serate ricche nonostante un'annata non facile per gli ovicoltori. Fino a novembre abbiamo avuto delle partite eccezionali che facevano sperare in una campagna eccezionale. Poi, come purtroppo succede in Liguria, che è molto soggetta agli agenti atmosferici, c'è stata una brusca caduta del tempo con anche dei temporali importanti che hanno anche veramente volatilizzato il raccolto. Noi lo vogliamo rilanciare con un'iniziativa rivolta agli hobbisti, quindi una valutazione fatta da un panel di assaggio non dipendente dalla Camera di Commercio ma anch'esso molto qualificato, che coinvolge quindi anche coloro i quali producono quantitativi minori di olio, e delle novità per quanto concernono le esposizioni. Quest'anno avremo diversi produttori che potranno esporre il prodotto, l'olio. Si tratta della Festa dell'Olio, è assurdo che non sia presente l'olio. Questo olio lo si può e lo si deve anche comprare. Gli appuntamenti di Notti tra le note saranno all'insegna della continuità, con tanti artisti di fama nazionale ed internazionale. Ma nelle grandi linee ho cercato di mantenere uno stile, tra virgolette, che hanno preceduto l'edizione di quest'anno. Quindi c'è solo la varietà dei solisti e delle opere che suoneranno. Rimaniamo sui temi agricoli perché è stato istituito un tavolo tecnico ad Albenga per parlare delle categorie agricole e delle nuove norme europee in materia di controlli fitosanitari. Il 14 dicembre, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai, entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo in materia. La situazione è molto incerta, ci sono troppi dubbi, ma sappiamo che queste nuove regole potranno creare oneri e costi aggiuntivi al comparto ligure, in modo particolare per la produzione delle piante invaso. Uno degli aspetti da chiarire infatti sarà l'etichettatura dei singoli vasi. Di certo i controlli fitosanitari sono importanti e non vanno messi in discussione, ma il settore agricolo è già duramente vessato da troppa burocrazia e lo dobbiamo aiutare e difendere, ha spiegato l'assessore. Domani e dopodomani, su un tratto di strada di circa 350 metri tra il bivio tra Libiola e il bivio per Monte Domenico a Sestri Levante, sarà oggetto di interventi di asfaltatura. Per questo motivo la strada sarà chiusa dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18 in entrambe le giornate di giovedì e venerdì. Sarà garantito il transito ai soli mezzi di soccorso, mentre gli autobus saranno attivi sino alle 8:30 con il transito di altre 2 corse durante la pausa pranzo. Come via alternativa è segnalata la strada di Loto per raggiungere Monte Domenico. In occasione della festa del mare che si celebrerà a Levanto, Trenitalia ha istituito 2 treni straordinari nella notte tra domani e venerdì per consentire il rientro. Il primo partirà da Levanto a 00:40 con destinazione Sarzana e fermate nelle stazioni intermedie. Un secondo partirà da Levanto all'1:10 per arrivare a Genova Brignole alle 2:27.
Un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina è stato portato a termine dagli agenti del commissariato di Genova Centro. Hanno collaborato gli agenti del reparto prevenzione crimine, della sezione cinofili, del reparto mobile della Polizia Municipale. È stata posta particolare attenzione anche a seguito di esposti alla zona di Via della Maddalena, Piazza San Sepolcro, Via di Sottoripa, Vicomele, Piazza Caricamento e Via Turati. Durante il servizio sono state identificate 21 persone straniere, su 5 di loro sono in corso accertamenti da parte dell'ufficio immigrazione. 3 saranno accompagnati in giornata presso i centri di permanenza per il rimpatrio. Si è spento all'Istituto Marini Devoto di Lavagna dopo una lunga malattia Giuliano Montagni, figura molto nota in Fontanabuona sia per l'impegno istituzionale sia nel mondo del volontariato. A darne l'annuncio il comitato Salviamo la Fontanabuona che con un post su Facebook ricorda l'impegno di Montagni in Comune Carasco, consigliere di minoranza durante l'amministrazione di Luigi Bacigalupo prima e Laura Remezzano successivamente. Montagni era stato anche assessore della comunità montana Fontanabuona sotto la guida di Gianfranco Arata. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace e poi ci ritroviamo con tutte le notizie sportive. Appuntamenti in agenda per giovedì 25 luglio. Inaugurazione della nuova Piazza dei Pescatori in località Gattolna di Moconesi con un campetto sportivo poliuso e un'area verde. Appuntamento alle 18 per la benedizione di Don Marco Gattorna e per i festeggiamenti. Vino e musica a Cavi Borgo in Lavagna, dalle 19 con la manifestazione Jazz and Wine. Festa di Sant'Anna da Pallo, stand gastronomici e serata danzante, dalle 19:30 presso il campo sportivo Macera. In piazza San Michele di Pieve Ligure andrà in scena lo spettacolo Terra Amara di Ivano Malcotti, che racconta storie di migrazioni dall'800 a oggi. Inizio alle 21. A Moneglia, sul Sagrato di San Giorgio, andrà in scena lo spettacolo Elisir d'Amore, diretto da Fabrizio Ghiglione. L'inizio alle 21. All'interno del 17° Festival Internazionale di Valle Cristi, Luigi Marangoni e Alberto De Benedetti porteranno lo spettacolo Odissea con DJ, un viaggio contemporaneo nel poema di Omero, tra musica e racconto, alle 21:30 nel monastero di Valle Cristi, a San Massimo di Rapallo. Continua la rassegna Musica in piazza a Chiavari. La Tigullio Big Band si esibirà alle 21:30 in piazza Rupinaro. Apriamo la pagina sportiva parlando di calcio. È finita 5-0 per la Lazio, l'amichevole disputata nel pomeriggio di quest'oggi dalla Virtus Entella sul campo di Auronzo di Cadore. Un'amichevole che si inserisce nel cammino di preparazione che la squadra sta effettuando con un ritiro a Sappada, località del Friuli Venezia Giulia, sotto la guida del mister Boscaglia che sta perfezionando la preparazione per il prossimo campionato di Serie B. Niccolò Pagliettini ha chiesto al direttore sportivo Matteo Superbi un commento sull'andamento della campagna acquisti. Un primo mini bilancio di questo calciomercato che ha visto l'Entella protagonista con diversi arrivi, tanti ragazzi, soprattutto tanti ragazzi giovani. Insomma siamo contenti di questa prima fase di mercato nella quale ci siamo concentrati più che altro sui giovani, perché poi alla fine in tante situazioni sono i più richiesti per un problema di list, per anche un discorso di qualità, perché logicamente quelli più bravi spesso trovano subito una collocazione. Siamo contenti dei nuovi arrivi, dei nuovi innesti, il gruppo mi dà delle ottime sensazioni, abbiamo confermato buona parte del gruppo che ha fatto l'anno scorso un campionato straordinario e su questa base poi andremo a inserire, ripeto ancora, qualche innesto. Proviamo a soffermarci su 3 giocatori che sono Contini, De Luca e Morra, 3 giocatori che volevano tante squadre, 3 giocatori che avete potuto vedere molto bene l'anno scorso avendo giocato nello stesso girone dell'Entella. Ti chiedo quanto è stato difficile portarli qui a Chiavari. Ma sì, ci sono state da Contini, è arrivato ieri, ma è un'operazione che praticamente avevamo chiusa un mese fa con il Napoli, poi dopo insomma, siamo venuti incontro alle esigenze della sua società di appartenenza per problemi di infortuni e vari. De Luca Manuel l'abbiamo avuto contro di noi, insomma ci era piaciuto l'avversario anche se lo conoscevamo già avendo giocato comunque nel Torino e nell'Inter in precedenza. E Morra insomma anche lui è stato
abbiamo lavorato sull'operazione di Morra da parecchio tempo, è stata al momento l'operazione economicamente più importante perché l'abbiamo acquisito a titolo definitivo. È un altro giocatore in crescita che ritorna in Serie B dopo esserci passato 2 anni fa. Sono sicuro che farà molto bene, che potrà essere una delle grandi sorprese di questo campionato di Serie B. Quali saranno i prossimi interventi, se magari è il trequartista la prossima esigenza primaria dell'Entella? Sì, abbiamo un paio di ruoli, lo sappiamo, quelli che sono scoperti, quindi abbiamo un paio di ruoli sicuramente che hanno la precedenza sugli altri, proprio a livello di organico ci mancano su un paio di ruoli, siamo un po' scoperti dove ci stiamo concentrando maggiormente per andare a intervenire nelle prossime settimane. E concludiamo parlando di pallanuoto femminile. Da domani e sino a domenica nella piscina comunale di Viterbo si contenderanno il titolo di campione d'Italia Under 17 femminile 8 squadre italiane, tra cui la Rapallo Pallanuoto. Nel girone delle Tigolline le avversarie sono Bugliasco, Roma e Volturno. Le gialloblu si presentano all'appuntamento con una formazione decisamente sottoleva. L'obiettivo prioritario è raggiungere il miglior risultato possibile permettendo alle più giovani di fare esperienza. La prima gara sarà proprio un derby ligure con il Bugliasco in programma per domani alle ore 16. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione di Telepace torna domani. Vi ricordo l'appuntamento con il TG Rassegna Stampa sul canale 187 a partire dalle ore 9 e poi il TG 13 alle ore 12:45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata.